Buongiorno a tutti e benvenuti a questo quinto appuntamento per la definizione e la redazione della nuova agenda digitale del Veneto 2025. Oggi siamo a Treviso, presso l'Innovation Lab di Treviso, InnoTreviso, e ci occuperemo di turismo, il ruolo del digitale nel turismo. Continua quindi questo percorso dopo essere stati a Rovigo, a Vicenza, a Verona, a Padova. Oggi siamo a Treviso per occuparci di un tema strategico per l'economia e la società del Veneto, il turismo e il ruolo del digitale. Lascio subito la parola a Francesco Calzavara, assessore all'agenda digitale del Regione Veneto, per raccontare che cosa è emerso nei primi incontri e come sta andando questo percorso di costruzione della nuova agenda digitale con il territorio. Grazie, un buongiorno a tutti. Sì, siamo alla quinta puntata, ormai il giro di boa è stato fatto e iniziamo ad avere i primi risultati, quindi questi primi 4 incontri che ci hanno permesso, a seconda dei temi che abbiamo trattato nel corso di questi 4 appuntamenti, di iniziare a capire quali sono le aspettative di questa nuova agenda digitale per il 2025. Come abbiamo detto più volte, deve essere un'agenda che abbia la capacità di essere insieme contemporanea e visionaria, come inevitabilmente il digitale ci impone, ma deve essere estremamente contemporanea. E oggi siamo a parlare di turismo insieme al collega Federico Caner, che ringrazio per essere qui questa mattina, a parlare di digitale nel turismo, che forse è proprio il settore dove la contemporaneità e il cambiamento che c'è stato negli ultimi anni è stato più marcato. Settori nei quali, da una prenotazione alberghiera nella quale negli anni 80 ci voleva un mese per farla, perché ora che facevi la domanda, il fax piuttosto che il vaglia, oggi la chiudi in 30 secondi con 3 clic all'interno di un portale. Quindi una trasformazione incredibile e credo che sia giusto essere qui a Treviso a parlare di turismo, perché Treviso rappresenta una delle province che maggiormente si è distinta nel corso degli ultimi anni per la sua crescita e le future potenzialità di cui ve ne parlerà Federico. E quindi un'agenda che, lo abbiamo già detto nei precedenti appuntamenti, ha la volontà di far crescere questa competenza digitale nei nostri territori, nei cittadini, nelle imprese, all'interno dei rapporti della pubblica amministrazione. In questo momento, in questi giorni, stiamo trattando insieme col governo, e lo ribadiamo ogni settimana con la speranza di vedere un maggior coinvolgimento da parte del governo nei confronti delle regioni, il piano nazionale per la ripresa e resilienza. I 2 colori caratterizzanti di questo piano è il blu e il green, e oggi forse non è un caso che proprio oggi trattiamo questa mattina il blu dell'innovazione digitale e oggi pomeriggio il green che è fatto di agricoltura, di ambiente, di territorio, saremo a Conegliano. Quindi 2 temi che speriamo appunto abbiano le risorse adeguate per permetterci di continuare questo percorso che la Regione del Veneto ha fatto nella precedente definizione dell'agenda digitale e nella creazione anche di questi Innovation Lab, che oggi qui a Treviso ritroviamo dopo l'inaugurazione di qualche settimana fa. InnoTV ha questa capacità di essere un luogo estremamente centrale nella città e quindi a disposizione di una pluralità di soggetti. Qui davanti abbiamo le scuole, ma riteniamo che questi luoghi devono essere luoghi frequentati da tutti, insomma, in particolar modo da chi deve iniziare ad acquisire delle competenze digitali e possa utilizzare questi spazi per avere delle professioni, per avere delle professionalità che permettono effettivamente di dare queste nuove competenze digitali, così come le palestre digitali che fanno parte di questo progetto, e quindi i comuni di Carbonera, di Roncade, di Silea e di Villorba testimoniano come ci sia la volontà e necessità che progetti come questi abbiano una centralità nell'Innovation Lab, ma poi abbiano la gemmazione attraverso le palestre digitali che possono creare questi luoghi dove è stato bello la scorsa settimana a Padova, se mi ricordo bene, Gianni Potti ha parlato di evangelisti digitali, no? Questa definizione di persone che nel territorio riescano a trasmettere queste nuove conoscenze, soprattutto a chi deve approcciarsi per la prima volta a un mondo digitale, che deve trovare la regione sempre più capace di creare le migliori condizioni di facilità di accesso
purtroppo noi viviamo, come gran parte d'Italia, ma noi in particolar modo, il ritardo della banda ultralarga, e questo è un tema che purtroppo speriamo nei prossimi anni di vedere risolto, però è inevitabile che la connessione è l'elemento centrale per poi sviluppare tutta un'altra serie di possibilità. Ma vedi, una regione che si pone come obiettivo quella di diventare il soggetto aggregatore di dati e quindi poi capace di leggere questi dati e restituirli a chi ne ha bisogno, alle pubbliche amministrazioni e nel caso specifico, ma l'assessorato al turismo della Regione del Veneto sta già molto lavorando in tal senso, quello di riuscire sempre di più ad essere una regione che non solo in tempo reale riesce a dire com'è andata una stagione invernale piuttosto che una stagione estiva, ma soprattutto abbia capacità predittiva e quindi dire guarda che sta succedendo questo e dare dei messaggi agli imprenditori che abbiano capacità di essere reattivi in un mercato che è sempre molto più difficile, quello del turismo. Appena la pandemia sarà finita, la concorrenza tornerà ad essere spietata e quindi anche alcuni dati che in particolar modo credo abbiamo visto quest'estate che rischiano di creare un facile entusiasmo, bisogna stare estremamente attenti perché rischiano di essere dati doppati da un mondo che non è quello reale, che è quello dettato dai limiti della pandemia che la pandemia ci ha imposto. Quindi questo è un po' il percorso che ci piacerebbe oggi fare attraverso i contributi che sentiremo nel corso della giornata per riuscire sempre di più ad essere capaci di dare degli strumenti agli operatori e alle pubbliche amministrazioni. Anche in questo caso le pubbliche amministrazioni sul turismo possono far tanto se hanno dei dati che sono attendibili e che diano una tendenza e che gli possano permettere, ad esempio, di spendere in maniera più adeguata la tassa di soggiorno, che è un elemento di ricchezza dei comuni turistici che vedono in alcuni casi avere delle disponibilità maggiori proporzionalmente a quello che la regione ha, ma di questo pianto dovevo farlo come assessore al bilancio e non come assessore a innovazione digitale. Il vero pianto delle risorse lo farà l'assessore al turismo, al quale purtroppo ogni anno dobbiamo tagliare delle risorse e che invece il Veneto, come prima regione in Italia in termini di presenze turistiche, ne avrebbe assolutamente bisogno. Quindi grazie a tutti i partecipanti e speriamo che da questo tavolo venga fuori qualche buona idea per continuare ad essere leader in Italia. Grazie. Grazie all'assessore Calzavara che ha sottolineato al netto dello spunto sul bilancio temi centrali quali il dato, il valore dei dati, la condivisione dei dati, il tema dei nuovi servizi digitali per continuare a rendere il Veneto sempre più attrattivo anche dal punto di vista turistico. Quindi lascio la parola direttamente a Federico Canera, assessore ai fondi europei, turismo e agricoltura della Regione Veneto, quindi con molte idee, ma in particolare questa molto importante del turismo. Sì, bene, grazie. Buongiorno a tutti innanzitutto. Intanto mi collego a questo assist finale del collega Calzavara e so benissimo quanto gli piange il cuore dover intervenire a livello di bilancio, tagliare dei fondi magari legati anche proprio al turismo, settore che lui conosce molto bene, dal quale proviene, quindi so bene qual è la sua preoccupazione da questo punto di vista. Purtroppo anche lui come noi a volte abbiamo le mani legate, però è anche vero che non ci fermiamo a questo e cerchiamo in ogni caso di dare delle risposte al settore pur nelle difficoltà, e penso che la giornata di oggi vada un po' in questa direzione. Il tema del digitale è fondamentale per la concorrenza di tutte le nostre imprese, non importa che siano del settore turistico o di altro, diciamo, settore. Certo che oggi come oggi, forse a causa proprio del Covid, abbiamo capito l'importanza di cosa significa cambiare l'ambiente di lavoro, per esempio, e il digitale è diventato un ambiente di lavoro obbligato da questo punto di vista. Io sono solito a vedere anche il bicchiere mezzo pieno e non solo mezzo vuoto, e dire che probabilmente questa pandemia ha anche accelerato alcune riflessioni anche in ambito turistico, e quindi la necessità di cominciare a parlare di avere informazioni strategiche, di discutere di marketing intelligence, di fare ragionamenti di questo tipo e di monitorare quelle che sono le azioni, monitorare le informazioni
fare in modo che queste circolino in maniera più veloce possibile è un settore fondamentale. Noi questa cosa francamente penso che grazie anche al lavoro dei miei tecnici, della direzione turismo, della direzione promozione, anche della direzione ICT, l'abbiamo fatto anche prima della pandemia, tant'è vero che ci siamo dotati di un piano strategico regionale che ora tra l'altro stiamo rivedendo anche nell'ottica proprio della pandemia, che ha cambiato un po' il paradigma sociale, economico e anche dell'ambiente del settore, diciamo, turistico. Questo ci ha portato a fare alcune scelte che abbiamo già messo in campo. Penso alla creazione dell'Osservatorio del Turismo Regionale Federato, penso al tema del Destination Management System, che è questo scatolone, lo chiamo così, tecnologico che ci permette, una volta utilizzato come si deve, anche a gestire l'offerta turistica sul territorio, così come anche l'avvio di un ecosistema digitale integrato che diventa fondamentale. Ecco, tutte queste cose che vi ho detto abbiamo già cominciato a metterle in campo, abbiamo utilizzato anche i fondi europei proprio per creare dei bandi appositi. Penso all'ultimo relativo al voucher digitale, dove abbiamo messo ben 3 milioni di euro a disposizione delle aziende che da questo punto di vista volessero innovarsi. Devo dire che qua da un lato siamo stati contenti della risposta del mondo turistico, dall'altro ci siamo anche resi conto di una certa arretratezza, non per carità di tutti, ma da parte di alcuni operatori provenienti anche da mondi diversi, che ci ha fatto capire che è proprio necessario spingere su questo tema. Forse qualcuno lo dava per scontato e ripeto, a volte non tutto il male viene per nuocere e forse il tema della pandemia ci ha costretto ad aprire gli occhi di più e a spingere l'acceleratore su questa tematica. Quindi oggi siamo qua a dire questo. La prossima programmazione delle politiche di coesione 21-27 ci porterà a dare maggiori sostegni alle destinazioni per il digitale, alle imprese, agli operatori, quindi la nostra azione futura sarà proprio indirizzata su queste tematiche e oggi siamo qua ad ascoltare i vostri suggerimenti. Abbiamo creato 3 tavoli di lavoro da questo punto di vista, grazie proprio alla direzione ICT, alla direzione turismo e promozione. Ci saranno gli interventi anche di alcuni imprenditori, quindi tutte queste persone che hanno anche capacità tecnica nell'elaborare queste problematiche saranno con voi a sostegno vostro, proprio per aiutarci anche a calibrare e a decidere come utilizzare anche le risorse della prossima programmazione proprio per venire incontro a queste esigenze. Comunque abbiamo capito una cosa, che non possiamo prescindere dal tema del digitale, lo era già importante prima, a dire la verità, forse oggi l'abbiamo capito ancora di più. Quindi la nostra azione in ambito turistico andrà prima di tutto in questa direzione, poi ovviamente io non vado a soffermarmi su altri temi legati al turismo perché sono tanti, notevoli, alcuni li ha già citati il mio collega Calzavara, ma al di là della gestione della tassa di soggiorno abbiamo anche il tema dell'innovazione anche delle strutture ricettive alberghiere, che questo è importante, però è un mondo che è tutto collegato, ma penso che oggi come oggi, proprio per ciò che abbiamo vissuto, il tema del digitale sia forse la priorità più importante. Quindi io vi ringrazio dell'ascolto e dei contributi che darete in questa giornata. Grazie e buon lavoro a tutti. Grazie all'assessore Caner che ha sottolineato la centralità del digitale nel turismo, ha evidenziato come molto ancora da fare sul tema delle competenze della cultura digitale, come sottolineava anche prima l'assessore Calzavara, ma come in realtà nella nuova programmazione 21-27 risorse anche importanti saranno destinate a questo tema. Io lascerei adesso la parola a Mauro Vitti e Stefano Marcò che ci raccontano in un quarto d'ora le attuali strategie della Regione Veneto sul tema del digitale, un intervento a 3 voci, in realtà poi abbiamo anche un intervento da remoto, per far capire che cosa la Regione, quante iniziative sta mettendo a terra e quali sono anche le prossime iniziative nel breve termine. Sì. A te Mauro.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, ringrazio veramente perché per noi è l'occasione per far capire come la direzione si stia muovendo proprio sul tema del digitale. È stato sottolineato oramai più volte l'importanza che ha il digitale, è un'economia, quella mondiale, che si baserà sempre di più su questa tecnologia. Noi abbiamo visto proprio l'economia legata al mondo dello sharing, come si è sviluppata e che numeri stava progredendo, stava ragionando su numeri sempre più evidenti. Si parlava nel 2019 che questa economia sarebbe aumentata di 20 volte. Cosa è successo? È successo nel frattempo che è arrivato il Covid e quindi l'aumento del digitale c'è stato in alcune situazioni, ma ci sono state riduzioni di altre attività legate all'economia dello sharing, proprio tra queste anche il turismo. Per cui stiamo ragionando oggi, aspettate che ho delle slide che avevamo preparato e che eccole qua. La sharing economy ha sempre fatto registrare quindi in ambito turistico un contrasto molto acceso tra il punto di vista della domanda e quello dell'offerta. Sul versante della domanda si era assistito a una continua espansione non collegata esclusivamente al low cost, anche se la leva del prezzo indubbiamente conserva un peso molto rilevante, ma trova nella tendenza alla personalizzazione, nella ricerca di esperienze uniche e autentiche, le sue radici più profonde. Sul versante dell'offerta, imprese, operatori, destinazioni turistiche si sono sempre sentiti minacciati da una concorrenza che a torto o a ragione hanno percepito come sleale. Gli hotel, le linee aeree tradizionali sono le imprese che più dipendevano dalle OTA e nelle destinazioni meno organizzate il sistema turistico si è di fatto trovato impreparato e l'emergenza Covid non ha fatto altro che accentuare questa fragilità. Dopodiché, come possono le destinazioni, le imprese affrontare questi cambiamenti e cambiare il loro approccio? Solo organizzandosi. La risposta può apparire banale, come direzione insistiamo molto con gli operatori del settore su questo argomento, però se destinazioni e imprese non si organizzano, qualcun altro lo farà al posto loro. E come si devono organizzare? Qui noi abbiamo una risposta, l'abbiamo già strutturata da tempo come direzione e riguarda l'utilizzo del DMS. Attraverso questo utilizzo gli operatori possono affrancarsi dalla dipendenza delle OTA. Non sarà semplice, è un approccio anche culturale diverso, però siamo convinti che sia la strada da percorrere. Grazie. Il digitale per noi è quindi uno strumento per indurre le destinazioni ad organizzarsi. Infatti noi abbiamo puntato molto sul Destination Management System, uno strumento per gestire in modo integrato tutte le funzioni tipiche di una destinazione, dall'informazione all'accoglienza, dalla promozione alla commercializzazione. Quindi il DMS come strumento che presuppone e induce organizzazione a livello della destinazione anche sul digitale. Il tema non è far concorrenza alle OTA, evidentemente il tema è organizzare le offerte e poi distribuirla anche utilizzando le OTA, ma diciamo governando in qualche modo il processo. Ci sono già diverse destinazioni che hanno avviato diciamo il processo di promo commercializzazione, cioè oltre all'informazione e all'accoglienza si stanno orientando anche alle promo commercializzazione. Qui ne vedete alcune, sono le principali ad esempio destinazioni balneari, la prima in assoluto a partire è stata Caorle, ma anche importanti città d'arte stanno cominciando ad offrire le proprie esperienze, penso a Verona. Sulle Dolomiti Arabba ha fatto da capofila, ma tutte stanno seguendo e adesso stiamo organizzando altre destinazioni, penso alla stessa Treviso che è partita sia come destinazione che come club di prodotto e stanno partendo anche Padova, le Terme, il Po, il suo delta, anche la Pedemontana Veneta e la Riviera del Brenta, i territori del Tiepolo, oltre a Chioggia e a Jesolo. Qui vedete adesso alcuni esempi di come le destinazioni stanno utilizzando il DMS, quindi per proporre la propria offerta
come singola destinazione, ma anche per collegare diciamo, le proposte di più destinazioni o anche per orientarle dal punto di vista tematico, dicevo i club di prodotto, e quindi diciamo, parlare a specifiche famiglie motivazionali della domanda, penso al wedding, al golf, al cicloturismo, al family, tutte offerte inserite nel DMS. Dal DMS noi possiamo alimentare diversi livelli di destinazione e diversi tematismi. Ecco, vedete che sono già moltissimi gli utenti, i fornitori all'interno del DMS, 500 e più esperienze prenotabili, sono 9.000 le strutture ricettive già inserite in DMS, alcune di queste stanno circa un terzo stanno già presentando la propria proposta anche dal punto di vista comunicazionale, e in questo senso ci sono anche 200 addetti degli uffici turistici che in qualche modo inseriscono ogni giorno le informazioni nello scatolone del Destination Management System, di cui parleremo poi in uno dei gruppi di lavoro, e 100 di questi sono già orientati, come dire, ad assistere il territorio e le imprese nella promo commercializzazione. Qui vedete, diciamo, 70.000 sono le risorse aggiornate disponibili all'interno di questo grande scatolone, di questo grande contenitore digitale, 600 brochure, 7.300 punti di interesse, pensate 55.000 eventi e manifestazioni di tutto il Veneto che vanno a alimentare siti locali, siti di destinazione e anche evidentemente Veneto EU. 2.500 sono invece gli utenti già profilati all'interno diciamo, degli IMS, con i quali abbiamo già quindi interagito. E vedete adesso velocemente, come dire, le integrazioni attive. Sono già 200 i siti di destinazione o tematici o app o device che in qualche modo sono alimentati dai contenuti del DMS. In questo senso vediamo una carrellata molto veloce di destinazioni e di come stanno usando diciamo, l'offerta presente nel Destination Management System, da Jesolo, che è partita l'anno scorso proprio all'indomani diciamo, del lockdown, Jesolo collegata a Treviso appunto con il progetto del bike, quindi con un elemento tematizzato, ma poi appunto anche a Rabba, dicevo, tra le prime destinazioni dell'arco alpino ad utilizzare sul nostro versante il DMS con delle proposte direttamente commercializzabili, e lo stesso vale per altre numerose iniziative, vedo citato Emozioni Venete e quant'altro. Quindi diciamo un sistema su cui dobbiamo ancora lavorare molto, e ne parleremo nel prossimo gruppo, ma un sistema che ormai sta prendendo piede e che viene utilizzato a piene mani dagli operatori. Chiaramente questo è uno strumento di back office, poi sta nella capacità, come dire, diciamo delle destinazioni, degli operatori, interagire per portare, come dire, il turista ad acquistare l'esperienza che si vanno a proporre. Ma evidentemente la strategia della Regione Veneto non è solo DMS, parleremo anche oggi con un secondo gruppo di lavoro di ecosistema digitale Veneto, cioè in piena sintonia con Agenda Digitale 2030, l'idea di un grande ecosistema digitale del Veneto che parta anche dal turismo, che abbia nel DMS il proprio hub di riferimento per l'offerta turistica, ma che si colleghi poi evidentemente diciamo, ai dati aperti della cultura, dei trasporti, della sanità, e quindi un tema sfidante per la regione, per la direzione ICT, per la direzione turismo, ma per tutto il sistema turistico veneto. E poi altri appuntamenti che stiamo diciamo, organizzando, il primo dei quali è il 18 e il 19 di novembre con Digital Tourism Veneto, 2 giornate nelle quali, come dire, le imprese, le destinazioni saranno coinvolte e alle quali cercheremo di presentare le proposte più interessanti, le iniziative più avanzate. E da questo punto di vista andremo a illustrare un'indagine molto interessante. Abbiamo fatto analizzare le URL di 450 siti, tra siti di destinazione, siti di imprese, siti di attrattori, e quindi
riusciremo a capire qual è lo stato della performance del Veneto in ambito digitale. Questo quindi è un appuntamento molto importante, lo vedrete scorrere tra poco. Ecco, questo diciamo è il progetto di analisi della performance che sarà illustrata nell'occasione. E poi diciamo appunto, lo ricordava poco fa l'assessore Caner, stiamo cercando di colmare evidentemente il divide digitale che in qualche modo interessa le nostre imprese. Il bando che veniva ricordato prima aveva una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro, è quasi stato intercettato tutto con 455 domande, ma abbiamo toccato con mano in questa occasione la necessità proprio di adeguare, come dire, di allineare il sistema delle imprese del Veneto in ambito turistico al digitale. In questo senso, lo ricordava già l'assessore Caner, va un obiettivo specifico della prossima programmazione delle politiche di coesione 2021-2027, dove indirizzeremo le risorse non solo alle imprese, come veniva ricordato prima, per la rigenerazione, che deve favorire anche la transizione digitale e la transizione verde, ma anche a sostegno delle destinazioni. Ci sarà una misura specifica per i soggetti capofila delle destinazioni per trasformare le nostre destinazioni in vere e proprie smart tourist destination. In questo senso va, lo ricordava già poco fa l'assessore, anche una parte importante, quella diciamo dell'approccio strumentale del piano strategico del turismo, dove il digitale trova un ampio spazio di azioni e di iniziative. Tra queste iniziative vi sono anche 2 app che in qualche modo l'assessore Calzavara vuole unificare nella proposta regionale. Una è quella legata al DMS, ai contenuti del DMS, una hub Around Me con diciamo una logica di progressive app, e l'altra è quella che adesso vi andrà a presentare velocemente in remoto, proprio perché siamo in digitale, Chiara Scaramuzza della direzione promozione, che vi parlerà della app Outdoor Interactive. Grazie, allora passerei il collegamento con Chiara, che l'ho vista. Eccola lì. A te Chiara, hai qualche minuto per presentarci l'app. Allora, Veneto Outdoor, vi condivido lo schermo delle mie slide. Ecco, le vedete? Perfetto. Perfetto, allora Veneto Outdoor è un'app nata ormai nel 2020, è stata presentata alla BIT di Milano del 2020 a febbraio, e poi subito dopo c'è stato il lockdown. E quindi nel frattempo però noi abbiamo continuato con l'implementazione dell'app, che quello che volevo appunto presentare oggi era proprio la logica su cui si basa, che è una logica Chiara, collaborativa. riesci a mettere a schermo intero? Allora, ecco, la vedete così? Molto meglio, grazie. Perfetto, infatti non avevo fatto l'avvio della slide. Ecco, è un approccio collaborativo con partner territoriali, qui ne vediamo alcuni, ma è in continua crescita l'adesione, diciamo, al contribuire ad implementare i contenuti di questa app, in quanto ogni partner poi dispone di un proprio business account che dà la possibilità di essere autonomi nel pubblicare itinerari dedicati proprio all'outdoor, quindi tra i più significativi del nostro territorio. Dicevo, siamo partiti nel 2020 con neanche una decina di itinerari, e proprio grazie a questa logica collaborativa dal territorio sono stati poi implementati i contenuti. Siamo arrivati ad oggi a 576 itinerari, suddivisi fra itinerari da fare a piedi, in bicicletta, a cavallo e anche per gli sport invernali, in particolare ciaspole e sci di fondo. Da una prima release è stata realizzata con H-Farm, in collaborazione con H-Farm, siamo passati poi a marzo di quest'anno una seconda release arricchita con audioguide, video e punti di interesse. Il design appunto su cui si fonda è un'architettura abbastanza complessa, che però consente ai partner di creare in maniera abbastanza semplice i propri itinerari, quindi hanno la possibilità di digitalizzare quelli che un tempo erano itinerari di solito cartacei attraverso il caricamento di una traccia GPX e di una serie di altre informazioni utili per accompagnare appunto il turista lungo l'itinerario.
E su questo proprio c'è la possibilità di collegare i punti di interesse dell'itinerario che sono provenienti dalla piattaforma DMS. E attualmente abbiamo una raccolta di oltre 9.000 punti di interesse caricati sempre dal territorio tramite la piattaforma DMS. È in fase poi di design e si è deciso di utilizzare come piattaforma, diciamo, di supporto una già esistente che è messa a disposizione da Outdoor Active, leader europeo nelle attività outdoor, con le quali appunto continuiamo ad avere una proficua collaborazione. La scelta è stata proprio diciamo indicata nel poter così mettere a disposizione soprattutto quei contenuti come quelli cartografici che altrimenti si sarebbe dovuto realizzare ex novo, e ha consentito quindi una riduzione anche delle risorse messe e spese per la realizzazione dell'app. Ovviamente l'app si segue le linee guida dell'agenda digitale, quindi è mobile first, cloud first, API first, interoperability by default, e vi è un'attenzione alla sicurezza informatica e anche all'accessibilità. Con questa tipologia, con questa logica di lavoro, diciamo, è possibile inoltre esporre i contenuti, gli itinerari su più media, in modo da amplificare quello che viene pubblicato. Non è presente solo nell'app Veneto Outdoor, ma lo stesso itinerario è presente anche nella app di Outdoor Active e anche nei siti web dei partner di Outdoor Active, e stiamo valutando anche di Veneto.eu. La struttura, come dicevo, su cui si basa, l'architettura è complessa perché prevede il coinvolgimento di più soggetti su differenti livelli. Nella parte azzurra-blu abbiamo la parte, diciamo, finora attuata, e per il futuro, diciamo, stiamo già lavorando, iniziato a lavorare per la parte verde a ulteriori sviluppi che si concluderanno con una terza release a gennaio 2022, che prevedono appunto manutenzioni evolutive aventi lo scopo di migliorare l'architettura dell'app, ma anche migliorare altri aspetti emersi a seguito del primo e del secondo rilascio. In particolare verrà introdotta la funzionalità che consente di replicare i dati nell'infrastruttura regionale in modo da ridurre la dipendenza da fornitori terzi. Saranno inoltre migliorate l'interfaccia grafica e le presentazioni, e verrà introdotta la funzione di ricerca rapida full text su tutto quello che è pubblicato nella app. E l'altra funzionalità in aggiunta che si avrà a gennaio è proprio quella della possibilità di condividere i contenuti nei canali social. In valutazione invece la possibilità di aggiungere una sezione dedicata agli itinerari accessibili destinata a utenti con particolari esigenze di accessibilità. Ecco, io ho ho concluso la presentazione. Grazie Chiara, anche questo focus sull'app Veneto Outdoor è stato molto significativo. Prima di passare la parola a Stefano Cecci, che ci porterà un po' nel futuro, è riuscito a raggiungersi l'assessore Manera, che lo ringraziamo perché è entrato di corsa e quindi è ancora un po' col fiatone, ma ci teneva a portare i saluti dell'amministrazione del Comune di Treviso. Sì, certo, io vi ringrazio di essere qui fisicamente e per molti anche in maniera virtuale. Io ringrazio soprattutto onestamente la Regione Veneto e l'assessore Calzavalle e l'assessore Caner che mi hanno preceduto, perché se siamo passati da una fase analogica a una digitale, adesso stiamo tornando all'analogico per spiegare il digitale, è esattamente per il lavoro che ci hanno consentito di fare loro, perché non dimentichiamoci che questo progetto assieme a altri comuni è partito in un momento in cui non c'era la pandemia, ma soprattutto non c'era neanche l'idea del Next Generation. Quindi siamo stati precursori del Next Generation, che ha come pilastro anche la digitalizzazione. Quindi io li ringrazio veramente e ringrazio la Regione Veneto, che vedo molto attiva in questa fase, in questo caso declinata al turismo, che è delega dell'assessore Caner, però in generale una fase di digitalizzazione di cui ho referato all'interno del Comune di Treviso, ma che sarà sicuramente l'elemento importante e ancora più importante, visto quello che è avvenuto con la pandemia, che ci ha slegato e ci ha consentito solo tramite la digitalizzazione di rimanere connessi. Quindi io vi ringrazio, vi do un benvenuto a Treviso. Per quello che ho sentito dal punto di vista tecnico, un ottimo lavoro, quindi ringrazio anche tutte le direzioni generali dei vari dipartimenti della Regione, e andiamo avanti così, perché sicuramente questo è il futuro e vedo la Regione Veneto molto avanti rispetto ad altre regioni. Grazie quindi ad Alessandro Manera. Passerei quindi la parola al collegato Stefano Cecci, che ci deve un po' guidare su
abbiamo visto cosa stiamo facendo adesso come erosione, ma che cosa potremmo fare nei prossimi anni? Stefano, ci sei? Sì, ci sono, mi sentite? Mi Chiaro e sentite? forte. Ti Chiaro e lasciamo forte. quindi la parola. Grazie, grazie, buongiorno a tutte e a tutti. Posso shareare il mio schermo? Sì. Vediamo un po' se ce la faccio. Ecco, direi che dovrei esserci riuscito. Si vede? Qualcuno mi riesce a sapere? Qualcuno mi dice se... Sì, Stefano, si vede. Ok, benissimo. Allora, di nuovo, buongiorno a tutti e a tutti. È stato, intanto anch'io mi associo e ringrazio la Regione Veneto di questo invito e per me è sempre, come dire, molto bello, interessante e importante partecipare a questi incontri che Regione Veneto sta facendo e fa da diverso tempo. E, sì, mi è stato affidato questo compito di ragionare un po' sugli scenari futuri, posto il fatto che appunto Regione Veneto sta facendo da diverso tempo un percorso molto preciso, molto definito, anche molto organico e attrezzato, particolarmente attrezzato in ambito digitale. E non c'è ombra di dubbio che la questione degli scenari è una questione rilevante per chi come Regione Veneto sta appunto investendo. Io non posso che partire da questo semplice ma fondamentale concetto che non è il mio, è quello di Floridi, e però è un punto di partenza di non poco conto. Il punto di partenza di non poco conto è appunto che non si è perso ormai definitivamente, no? Il confine tra l'online e l'offline. Floridi ci invita a ragionare di on life, nel senso che le nostre vite, le nostre esperienze, le nostre vacanze e il nostro modo di fruire del territorio e dell'esperienza turistica è sempre di più on life. E questo confine è un confine ormai inesistente tra ciò che è off e ciò che è on. Viviamo digitalmente, agiamo digitalmente. E l'altra dinamica che ormai è evidente è che l'altro confine, quello fra turismo, cultura, industrie creative, intendo moda, design, è un confine anche questo sempre più debole, no? Sempre più l'esperienza di viaggio, di vacanza, è un'esperienza che sempre più impasta, no? Molti ingredienti, molti elementi. Pensiamo anche a tutto l'ambito dell'esperienza legata al cibo, al vino, all'artigianato. Ecco, anche qua, no, come dire, eravamo un po' abituati a parlare di turismi, in realtà questi confini sono anche questi sempre più deboli. Quindi confini deboli, questo è il primo scenario, confini deboli che permettono, come dire, che ci devono far pensare, se pensiamo avanti, a cosa potrà accadere e che cosa in un qualche modo e come potremmo rispondere. I trend. Io ho provato a identificare in questo momento 4, non sono gli unici, ma mi sembrano i più rilevanti, che possono e che hanno a che fare con l'evoluzione anche in ambito turistico. L'intelligenza artificiale e le sue numerosissime applicazioni sono uno scenario non solo reale ma avviato, cioè ci siamo già dentro, ecco, non stiamo parlando non stiamo immaginando il futuro, stiamo parlando del presente, però apre uno scenario importantissimo. Blockchain. Blockchain apre anche questa nuova tecnologia e la potenza, la filosofia che sta dentro blockchain apre un mondo straordinario, nuovo. Io in questo momento mi trovo qui, sono
nel lab di L-Venture, che è un venture capital. Sono qui a Milano in questo hub perché sto seguendo alcune startup e vi devo dire che gli ambiti di applicazione della blockchain che si stanno sperimentando in questi mesi, in questi ultimi tempi, sono diversi e sicuramente il turismo, poi so che ne parleremo, è uno di questi. L'altro trend importante è tutta l'evoluzione del web semantico, e che anche che da qualche anno, a dire la verità, i campi di applicazione anche di web semantico sono rilevanti, ma anche il web semantico come dire, è uno scenario che cambia, una tendenza che cambia in un qualche modo i nostri scenari, soprattutto, lo vedremo dopo, per alcune dinamiche. E poi c'è l'Internet delle cose, e cioè, diciamo così, la possibilità che l'esperienza, anche in questo caso ad esempio turistica, possa essere sviluppata attraverso situazioni, ambienti, banalmente stanze, che possono, diciamo così, usufruire di queste nuove opportunità. Rispetto a questi scenari possiamo misurare dei possibili effetti, o meglio, possiamo non misurare, possiamo immaginare che questi scenari possano produrre questi possibili effetti. Principalmente in tre, secondo me, ambiti. La evoluzione tecnologica e digitale produrrà effetti ancora più rilevanti che in altri. Uno è quello certamente della mobilità e della fruizione. Se pensiamo appunto all'intelligenza artificiale, possiamo pensare a quanti effetti lo sviluppo di dell'intelligenza artificiale, quanti effetti saranno prodotti nell'ambito appunto degli spostamenti, del viaggio e della fruizione dei posti, dei luoghi. Io credo veramente che si apra da questo punto di vista uno scenario molto rilevante, molto interessante. E così come le blockchain sicuramente produrrà un effetto di cambiamento sicuramente nell'ambito non solo quello che si sta vedendo adesso, gli inizi, nell'ambito ad esempio delle recensioni, ma credo nell'ambito della commercializzazione, delle prenotazioni, cioè io penso che blockchain modificherà in parte questa dinamica. E il terzo effetto di questi trend sarà prodotto sicuramente nella dinamica della relazione fra l'ospite e l'ospitante e nella comunicazione che interviene in questa relazione che sta, come sapete, come sappiamo, alla base dell'economia dell'ospitalità e del turismo. Ecco, quindi 4, diciamo così, trend che potrebbero produrre modifiche e effetti in 3 ambiti abbastanza rilevanti, se ci pensate, abbastanza decisivi per lo sviluppo dell'economia turistica. E allo stesso tempo 3 opportunità che ho riassunto un po' così, se volete in maniera molto didascalica, ma che danno l'idea di che cosa abbiamo davanti a noi e di che cosa penso possiamo in un qualche modo organizzarci per affrontarlo. Solo per me significa che l'evoluzione digitale permetterà sempre di più a un utente, a un viaggiatore, di ricevere informazioni, istruzioni, suggerimenti, proposte specificatamente dedicate alle proprie esigenze. Questo, no, come dire, tutta l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, tutta l'evoluzione del web semantico, tutta l'evoluzione che è in corso produrrà sempre di più come dire, contenuti e offerte specificatamente dedicate, si direbbe profilate, per le singole persone. E questo solo per me, cioè appunto ciò che mi interessa realmente e non tutto il resto,
credo che sarà una specie di cambiamento rilevante a cui assisteremo nei prossimi anni. Penso banalmente che le nostre ricerche si faranno sempre più efficienti e probabilmente sempre meno ricercheremo, sempre più saremo in grado di riconoscere i contenuti adatti appunto a noi. La seconda rilevante opportunità è data in questo ambito, in questo caso sto parlando delle blockchain, è data sicuramente dall'introduzione degli NFT, dei non fungible token, e di quello che sta accadendo e che accadrà. Io, ripeto, sto seguendo moltissimo in questi ultimi mesi l'evoluzione di blockchain e degli NFT, e mi sto accorgendo dalle cose che seguo e che sto approfondendo, mi sto accorgendo di quanta questa applicazione potrà in un qualche modo modificare anche, ripeto, alcune dinamiche dell'economia del turismo. Ho scritto direct e secondary perché penso che in generale la prenotazione dei servizi turistici e l'acquisto dei servizi turistici potrebbe, attraverso NFT, potrebbe, come dire, sviluppare sempre di più mercati diretti e anche probabilmente mercati secondari. Ora adesso non voglio entrare in questa faccenda dei mercati secondari, che è una faccenda, se volete, un po' più diciamo così complessa, ma riguarda banalmente, ad esempio, tutta la dinamica del tour operating, delle agenzie di viaggio e quant'altro. E la terza opportunità che vedo davanti a noi è quella del one-to-one. Lo dicevamo qualche anno fa, e credo che lo possiamo confermare, la distribuzione delle informazioni, ma anche delle disponibilità che conosciamo in questo momento, che è abbastanza intermediata dalle online travel agency, le Olta, Booking, Co, e anche altri sistemi, diciamo così, di intermediazione dei servizi turistici. Penso che mano a mano sarà sempre, diciamo così, l'evoluzione porterà sempre di più verso la disintermediazione, in un qualche modo verso una relazione anche qua molto più diretta, uno a uno, no? Cioè sempre più diretta fra fornitore e utente o viaggiatore, e sempre meno intermediata. Io direi che su questo trend, fermo restando che ovviamente le online travel agency continueranno ad avere un loro ruolo, ma sono abbastanza convinto che l'evoluzione nei prossimi anni andrà un po' verso questa direzione. Quindi queste tre, appunto, opportunità penso siano opportunità rilevanti per l'evoluzione del nostro sistema turistico, intendo italiano, in questo caso veneto, ma in generale per l'evoluzione dell'economia dell'ospitalità. Vi concludo il mio quarto d'ora che mi era stato assegnato con questa citazione di Chuck Palahniuk che dice però anche qualcosa in più, no? Il futuro che avrai domani non sarà lo stesso che avevi ieri, come a dire, in questo momento possiamo pensare a questi scenari, ma l'evoluzione digitale è così rapida che il futuro che avremo domani non sarà lo stesso che possiamo immaginare oggi. Credo che state facendo, le nostre immaginazioni andranno allineate alle evoluzioni, ai cambiamenti, e che questi cambiamenti produrranno probabilmente scenari ancora più, diciamo così, ancora più travolgenti di quello che oggi possiamo immaginare. Ecco, vi ringrazio tutte e ringrazio tutti dell'ascolto. Mi auguro di avere così introdotto alcuni elementi di immaginazione per il futuro, e mi auguro che questi elementi possano essere della qualche utilità per la programmazione, per il lavoro che anche Regione Veneto sta facendo in maniera così importante. Anch'io mi associo ai complimenti all'assessore Caner per tutto il lavoro che sta facendo, e anche al dottor Marchioro per tutto il lavoro che stanno facendo da diversi anni a questa parte. Grazie.
Grazie a Stefano Cecci che ci ha un po' guidato in questo futuro, che ovviamente è quello che immaginiamo oggi, perché domani potremo immaginare un futuro diverso, attraverso questi 3 step che ci siamo un po' tutti segnati, questo dei trend, degli effetti, delle opportunità, quasi una matrice tridimensionale che potremo incominciare anche a collocare, a riempire nei singoli punti per capire un po' la correlazione tra effetti, trend, effetti e opportunità. Inizia adesso la seconda parte della mattinata con i 3 tavoli di lavoro, quindi prima di iniziare vi ricordo che troverete un link nella chat per entrare nel tavolo in cui vi siete iscritti. Un sincero ringraziamento ai 3 moderatori di 3 tavoli, quindi a Stefano Marchioro che gestisce il tavolo 1 sull'organizzazione e gestione dell'offerta turistica sul digitale col DMS, ha già annunciato alcuni spunti che poi tratterà nel tavolo. Un ringraziamento a Edison Mariva che invece gestirà il tavolo su conoscere e intercettare la domanda turistica sul digitale, e in particolare immagino che parli di ecosistema e non solo. E il terzo tavolo, un ringraziamento a Emiliano Biracu che gestirà il tavolo sulla blockchain, citata più volte anche nell'ultimo intervento, a supporto delle piccole e medie imprese del Veneto, in particolare nel mondo turistico. Quindi sono le 11:32, i tavoli durano un'ora, ci rivediamo alle 11:35. Alle 12:35, permettetemi, perché 3 minuti sarebbero un po' troppo veloci anche nel mondo del digitale. Quindi lanciamo la seconda parte della mattinata con il lavoro di co-design di 3 tavoli. Siete molto numerosi, chiedo a tutti di portare pazienza e ovviamente di gestire l'entrata dei tavoli con la dovuta calma, e buon lavoro a tutti, ci vediamo alle 12:35 in plenaria. Arrivederci. Ben ritrovati a tutti, eccoci qui nella terza parte dell'evento del 25 ottobre sul tema il ruolo digitale nel turismo. Proviamo a restituire questo lavoro di questi 3 tavoli molto intensi che hanno veramente prodotto molto e che hanno dato numerosissimi spunti. Prima vi somministriamo un questionario. Vi preghiamo quindi di rispondere a questo breve questionario che come agenda digitale stiamo somministrando a tutti gli eventi per poter avere anche dei dati quantitativi sulla base su cui riflettere per la definizione della nuova agenda. Quindi passerei subito la parola al primo moderatore, a Stefano Marchioro, che è qui alla mia sinistra. Organizzare e gestire l'offerta turistica sul digitale col DMS. Stefano, com'è andata? Che cosa è emerso dal tuo tavolo? Quali sono gli spunti che possiamo portarci a casa da questo primo gruppo di lavoro? Sì, ben ritrovati anche da parte mia, il tavolo è stato molto partecipato, vi hanno preso parte i rappresentanti di destinazioni, di associazioni di categoria, di marchi d'area, external expert. Diciamo che c'è stato un filo conduttore, la necessità di affiancare, accompagnare le imprese nella digitalizzazione in genere e diciamo affiancare le destinazioni nell'organizzarsi attraverso il Destination Management System. In questo senso qualcuno ha sollevato anche il tema di accompagnare le imprese, soprattutto del ricettivo, anche nella costruzione dell'offerta, quindi il tema anche di un revenue management che tenga conto anche degli strumenti innovativi che abbiamo a disposizione e quindi di non usare, come dire, la leva del prezzo indiscriminatamente, e in questo senso
anche la possibilità di utilizzare strumenti di benchmark a livello imprenditoriale. La necessità da parte di qualcuno è stata evidenziata di integrare sempre di più le funzioni che il DMS consente di svolgere: l'informazione, l'accoglienza, la promozione e la commercializzazione, ma anche quindi di integrare, come dire, gli attori, quindi il tema dell'organizzazione, della destinazione, ma anche il tema del governo della destinazione, che deve essere efficace per poi indurre anche la gestione della stessa. E sicuramente è venuta, come era inevitabile che fosse, anche una richiesta di supporto anche dalla prossima programmazione europea, guardo l'assessore Calzavara, con i fondi Porfesr. In questo senso noi abbiamo rassicurato che un'attenzione, come dire, da tutti e tre i fondi verrà, dall'FSI per la crescita delle competenze, anche con una sorta di web angels che accompagnino, come dire, le imprese on site, sul luogo di lavoro e non, come dire, necessariamente in aula, e anche una attenzione alle destinazioni, ai soggetti capofila della destinazione, proprio per trasformare le destinazioni in Smart Tourist Destination e anche, perché no, utilizzare il DMS in modo efficace. Direi che è questo. Grazie Stefan, spunti molto interessanti. Provo a sintetizzare come per fare un salto di qualità per tutto il sistema abbiamo bisogno sicuramente di soluzioni informatiche, di DMS, quindi di piattaforme, abbiamo bisogno di supporto operativo anche nel luogo di lavoro. Mi sembra interessante questa idea dell'angel, dell'evangelista, del supporto specialistico presso dove si lavora, ovviamente poi come non dimenticarci la parte che è più meramente economica, ma sicuramente da sola non basta, cioè una tridimensionalità di risorse, di supporto, di competenze e ovviamente di tecnologia. Passerei adesso la parola a Edison Mariva, che aveva invece il compito di favorire la discussione sul tavolo, conoscere e intercettare la domanda turistica sul digitale. Sì, dopo la pandemia e durante la pandemia ci chiedevamo tutti se il turista futuro era uguale o in che cosa era diverso rispetto a quello che conoscevamo prima. Ma ci siamo dimenticati di fare una domanda fondamentale: come lo conoscevamo prima? Lo conoscevamo quando diventava nostro cliente, oppure quando facevamo dei questionari, noi grandi, non noi piccoli, per indagini sul mercato direttamente. E ci siamo dimenticati di un aspetto fondamentale: l'informazione c'è. Il cittadino, il turista, il consumatore, il cliente lascia tracce dovunque. Il tema è come raccogliamo queste tracce nei touch point, così si chiamano, per poterle sistematizzare, organizzare, semplificare e tradurre in elementi conoscitivi per assumere decisioni. Ecco, questo è un passaggio che noi stiamo cominciando a fare, grazie alla Regione, avendo immaginato di avviare un ecosistema digitale all'interno del quale l'informazione circolerà non solo quella del DMS, che è fondamentale perché rappresenta l'offerta, ma anche quella della domanda, che in qualche modo raggiungeremo attraverso i vari touch point. Stiamo facendo delle sperimentazioni, per esempio in un campeggio, in un paese turistico, su un sistema alberghiero, su degli imprenditori artigiani. Fra un anno finiremo questa sperimentazione e potremmo rilasciare queste informazioni per chi poi deve prendere le decisioni. È uscito un altro elemento secondo me interessante: la differenza fra cultura e competenza digitale. Sono due facce della stessa medaglia. La competenza digitale è un'operazione che stiamo cercando di fare con la formazione, chissà se serve, chissà se l'imprenditore partecipa. Noi pensiamo che la cultura digitale sia un obiettivo assolutamente da raggiungere, che la competenza digitale possa essere in qualche modo suffragata, sostituita da un accompagnamento Digital Angels, come diceva giustamente Stefano Morchioro, ma soprattutto da un utilizzo il più semplice possibile dei dati che raccogliamo. Quindi ci vuole una elementarizzazione del dato, cosa fattibile. Le tecnologie ci sono, l'università comincia a capire questo. Abbiamo detto meno monologhi e più dialoghi, e così abbiamo chiuso. Grazie. Grazie anche di questo spunto molto interessante, meno monologhi, più dialoghi, ma soprattutto mi permetto di stare sull'altro aspetto, che lavorare sulla semplificazione è il prerequisito per l'accesso e quindi per diffondere l'utilizzo delle soluzioni tecnologiche e quindi del digitale, anche in ambiti così complessi come quelli della comprensione e dell'utilizzo dei dati.
Raccoglieremo questi, un po' come pollicino tutti questi dati, speriamo, in maniera intelligente. Terzo tavolo, anche questo molto interessante, la blockchain a supporto dei PMI del Veneto. Emiliano Miracu, cosa è emerso da questo incontro? Grazie, anche il nostro tavolo è stato molto partecipato. Dopo l'intervento di Stefano Ceci, che comunque il blockchain è stato spiegato, definito, abbiamo notato che il tema è ancora nuovo per tutti i nostri operatori, perciò ci siamo soffermati nella definizione, le opportunità che il blockchain offre agli operatori turistici, però ho fatto anche un passaggio con il lavoro che stiamo facendo con il nuovo piano strategico del turismo regionale Veneto. Lo stato attuale prevede l'utilizzo del DMS regionale e anche l'avvio di un ecosistema digitale veneto. Perché è importante collegare la blockchain con questi software regionali? Perché prima di tutto la blockchain riesce a garantire un accesso, un'analisi dei dati che garantisce la sua correttezza, no? Mettere a rete tutti questi dati, ma anche organizzare un'automazione digitale, no? Per poter valorizzare l'esperienza di fruizione del turista, nello stesso tempo anche coinvolgere i nostri operatori come protagonisti per migliorare, no? Sulle offerte, sui servizi, sui prodotti che noi offriamo ai turisti. Perciò la blockchain assieme con TMS, ecosistema digitale, non solo mette in contatto diretto, no? Come è stato detto one to one, la domanda con l'offerta, il turista con l'operatore turistico, però nello stesso tempo coinvolge gli operatori anche sulle nuove opportunità di lavoro, perché il digitale porta non solo l'evoluzione della domanda turistica, però nello stesso tempo crea una nuova economia basata sulla conoscenza, perciò i residenti che sono delle destinazioni turistiche possono svolgere ulteriori attività, ma anche utile soprattutto per le città d'arte, no? Convertire la monocultura turistica tramite il digitale, tramite la nuova economia circolare, tramite la nuova economia basata sulla conoscenza, che è in collegamento anche con le linee guida del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È stato chiesto come l'esperimentazione del DMS ha portato dei risultati concreti. Ho promesso ai partecipanti magari di portare dei dati, siti, no? Così per poter spiegare la potenzialità che questi software offrono, con l'esperimentazione che abbiamo fatto a Raba, a Caorle, a Verona, e ci tenevano tanto, no? Nel toccare, no? Perché c'era la diffidenza. La Regione Veneto comunque ha investito, ha lavorato sul software regionale. Io ricordo che il DMS regionale esiste dal 2016, però noi tutti operatori turistici abbiamo capito, abbiamo chiesto l'investimento in digitale solo durante la pandemia, perché la pandemia ci ha fatto capire che il turismo comunque ha bisogno di una nuova riorganizzazione. Era un percorso di cambiamento, di evoluzione, però il Covid ha semplicemente accelerato la necessità per poter investire sul turismo. Anche i flussi turistici del 2021, è vero che sulle città balneari, montagne, meno nelle città d'arte, siamo tornati ai livelli pre-Covid, però stiamo attenti, no? Come abbiamo detto, è stato un turismo dopato, no? Perché l'Italia, Regione Veneto, era una delle poche destinazioni a disposizione, cioè noi dobbiamo trovarsi pronto per il 2022-2023, continuare con investire nel digitale. Prima del Covid c'era una resistenza nei confronti dell'investimento sul digitale, perché comunque il turismo, siccome la nostra regione, una delle prime regioni in Italia, garantiva una stabilità economica, il Covid ha ribadito la necessità per poter rischiare, no? Perché all'inizio veniva considerato un investimento con un rischio. Perciò la blockchain offre tantissime opportunità, ci sono tantissime caratteristiche, dalla dell'intermediazione dei terzi, no? E qui anche un obiettivo comune della regione, no? E sappiamo molto bene che è impossibile eliminare l'intermediazione delle OTA, però comunque se noi continuiamo a investire sul digitale possiamo organizzare una collaborazione con le OTA, no? Per poter far risparmiare i nostri operatori turistici, perché no, creare anche dei pacchetti turistici a misura del turista.
Grazie Emiliano, che questo spunto sulla personalizzazione grazie alle nuove tecnologie ovviamente rimanda alla dotazione tecnologica, ma soprattutto alla capacità poi di costruirli questi pacchetti perché diventino poi mattoncini di un'offerta personalizzata, e la blockchain, come dicevi correttamente tu, è un'ulteriore funzionalità aggiuntiva per potenziare l'ecosistema nel suo intero, ma ovviamente anche per valorizzare al massimo il DMS. Prima di passare alle conclusioni del dottor Borgo, che si è già seduto qui alla mia sinistra, che ringrazio per essere qui anche oggi, permettetemi di ringraziarvi ancora perché il lavoro dei facilitatori non è così semplice, quindi grazie per aver dato la vostra disponibilità di essere qui, per sintetizzare poi in pochi minuti la discussione di un'ora sicuramente non è facile, ma noi ci faremo carico anche poi di riportare tutti gli esiti di questi lavori nella nuova agenda digitale, ovviamente cercando di dargli un ordine complessivo. Un ringraziamento sentito ai gestori di Innovation Lab di Treviso che ci hanno ospitato per questa quinta puntata, e soprattutto un ringraziamento sentito ai colleghi della direzione del turismo, Mauro Vitti, Stefano Marchioro e anche Andrea Boer, che ci ha dato una mano per organizzare l'incontro di oggi, perché effettivamente questi incontri sono promossi dall'agenda digitale del Veneto, dalla direzione SIT e agenda digitale, ma senza il supporto attivo e fattivo di tutti i colleghi delle altre direzioni sarebbe veramente difficile realizzarli. Quindi Delfo Borgo, a te le conclusioni. Grazie, vedo già che guardi l'orologio perché in effetti stiamo andando a una velocità estrema, anche perché tra l'altro ricordo che oggi pomeriggio abbiamo il nostro 6º appuntamento itinerante nel Veneto, che ci troveremo a Conegliano per parlare appunto di digitale nel settore primario. E quindi cerco di chiudere velocemente. E guarda, io mi sto elencando un po' quello che mi porterò a casa in questa giornata di oggi. E devo dire che quello che ci portiamo a casa è molto confortante, perché sono tematiche che in parte abbiamo già condiviso anche nelle altre giornate che abbiamo visto nei percorsi delle agende digitali che abbiamo fatto, perché io mi sono segnato alcuni temi a partire proprio da quello che è l'esigenza di cultura e competenza, cioè il fatto che dobbiamo anche nel digitale, nel turismo, portare cultura e competenze per riuscire anche a sfruttare veramente potenzialità della digitalizzazione. Tra l'altro anche altro elemento importante è appunto accompagnamento, cioè se dico oggi la parola di accompagnamento per tutti anche chi si occupa del turismo nel Veneto, e questo è un tema fondamentale proprio perché, come avevi sottolineato te Luca, riteniamo sempre opportuno il fatto che non bastano soldi, ma servono strumenti e soprattutto competenze e accompagnamento. Cioè i soldi e il digitale non servono a nulla se non abbiamo un chiaro piano di accompagnamento verso quella che è la trasformazione digitale, che è fondamentale anche per tutte le società che si occupano di turismo nel Veneto. Ultimo elemento, sull'ambito più anche della blockchain, c'è proprio questa necessità di integrare, di interoperabilità degli strumenti che ci sono, ma che necessariamente per poter mettere a disposizione anche quei dati che anche oggi sentivo che sono quel valore estremo. I dati ce li abbiamo già, ma la domanda che rimane sempre costante è sempre quella: riusciremo a estrarre effettivamente il vero valore? Perché avere il dato ma non riuscire a estrarre informazioni non serve a nulla. Quindi necessità di competenze, ma anche di strumenti che parlano, dialogano e si cooperano tra di loro. Ecco, questo è quello che ci porteremo a casa nella giornata di oggi. Grazie a tutti e ti lascio la parola, Luca. Bene, è una giornata lunga, come ha detto Idelfo, perché continua col 6º appuntamento dalle ore 15, quindi fra 2 ore e 5 minuti ci rivediamo qui per discutere. Qui in realtà saremo a Conegliano, quindi qui sul canale digitale, ma fisicamente noi ci spostiamo con altri ospiti illustri, con un altro tema cruciale per l'economia e la società del Veneto, il settore primario. Ci vediamo alle 15 per parlare quindi di digitale e primario. Arrivederci a tutti e grazie ancora per la collaborazione.